Venezuela, liberati 2 prigionieri italiani, speranze attesa per Alberto Trentini, silenzio e tapparelle abbassate in casa dei genitori al Lido, la premier Meloni si è detta fiduciosa nella liberazione. Omicidio di Mira, indagini intorno al video di una ballerina, gelosia, droga, minacce, continua la caccia al complice di Salvagno con la mamma del 25enne che chiede rispetto e verità. Ricoverata al San Martino di Belluno la 52enne ferita con un coltello a Cortina dall'ex marito che si è costituito ed è stato arrestato. Si è aperto davanti alla Corte d'Assise di Vicenza il processo a Paola Pettinà, la badante accusata di 2 omicidi e 7 avvelenamenti di anziani, la richiesta di giustizia dei parenti delle vittime. Autobus dell'azienda Trasporti Verona si schianta all'alba contro il Plateatico, a bordo una decina di passeggeri illesi come l'autista, risultato negativo all'alcol test, ingenti danni al locale. Il presidente del Veneto presenta a Generazione Casa il piano regionale per il recupero di quasi 9.000 alloggi popolari sfitti, così da dare una risposta all'emergenza abitativa che vivono molti veneti. Corso di laurea in medicina dopo il semestre filtro, aperte le immatricolazioni, 713 posti disponibili a Padova, gli studenti della Consulta Nazionale preparano un ricorso collettivo. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati il telegiornale del Veneto. Questi dunque i titoli. Prima di collegarci con il nostro Lorenzo Maier al Lido di Venezia c'è però una notizia di cronaca in apertura perché si tratta della seconda vittima sul lavoro in Veneto in questo inizio 2026, una tragedia che si è consumata nel tardo pomeriggio a Ospedaletto Euganeo in via Comuna presso la Sesa, Società Estense Servizi Ambientali SPA. Un 59enne operaio di Sant'Elena è rimasto schiacciato all'interno di una pressa mentre eseguiva una manutenzione, e quindi davvero un altro dramma che si consuma in questo 2026. Sono in corso ovviamente i rilievi dei carabinieri dello Spisal, purtroppo per il 59enne rimasto schiacciato per causa in fase di accertamento all'interno della pressa dove stava eseguendo la manutenzione. Non c'è stato nulla da fare. Un inizio tragico sul fronte morti sul lavoro in Veneto, con questa vittima seconda, nuova, 59enne, lo ricordiamo, di Sant'Elena, la tragedia a Ospedaletto Euganeo. Allora, lo dicevamo, ci colleghiamo con Lorenzo Maier che insieme a Sandro Ponchio si trova di fronte alla casa di Alberto Trentini al Lido di Venezia. È stata una giornata di grande attesa, molti speravano che Giorgia Meloni in qualche modo annunciasse qualcosa di importante nella sua conferenza stampa di inizio anno questa mattina. Ha parlato del Venezuela, ha parlato di Trentini, la notizia però non è ancora arrivata. La prima cosa che ti chiedo, buonasera Lorenzo, è se ci sono novità davvero degli ultimi istanti. Buonasera Nicola, a te e ai nostri telespettatori di Antena 3. No, novità non ce ne sono, ci troviamo qui davanti alla casa dei genitori di Alberto Trentini e siamo anche in compagnia, e lo ringraziamo per esserci venuti a trovare, di Alessandro Scarpa Marta, delegato del sindaco alle Isole, di Massimo Longo, consigliere della municipalità. Una presenza la loro che non è casuale e ci spiegheranno poi il perché. È una giornata dell'attesa e proprio su questa giornata farei vedere, e poi riprenderò la linea, il servizio che abbiamo preparato, perché come dicevi l'annuncio di una possibile liberazione di Alberto non è arrivato, ma c'è l'impegno a continuare a seguire il caso. Se si suona il citofono a casa di Alberto Trentini risponde una voce gentile ma ferma, nulla da dire. Non sono certamente momenti facili per mamma Armanda Corus e papà Ezio, come in realtà non lo sono mai stati da oltre un anno, dal 15 novembre 2024, quando il loro figlio, il cooperante veneziano, è stato arrestato in Venezuela, a Caracas. I genitori restano chiusi in casa in via Paoluccio Anaferro a Città Giardino al Lido di Venezia, a fianco della chiesa di Sant'Antonio, in silenzio, trepida attesa e intensa preghiera. Il parroco Don Renato Mazzuia ha promesso che le campane suoneranno a festa quando Alberto verrà scarcerato. Ora che la liberazione appare più vicina,
Tutto sembra paradossalmente ancora difficile, un'atmosfera sospesa, la solidarietà dei vicini. In tanti speravano però nell'annuncio della liberazione di Alberto Trentini in occasione della conferenza stampa di inizio anno della Premier Giorgia Meloni, organizzata dal Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti e dei giornalisti dell'Associazione Parlamentare. Invece la tanto attesa notizia non è ancora arrivata, ma la Premier ha assicurato massimo impegno e lavoro quotidiano per giungere alla liberazione di Alberto. Il governo italiano si occupa di questa vicenda quotidianamente da 400 giorni per quello che riguarda la vicenda di Alberto Trentini, ma come sappiamo Alberto Trentini non è l'unico italiano detenuto in Venezuela e lo continuiamo a fare mobilitando tutti i canali, che sono canali politici, che sono canali diplomatici, che sono canali di intelligence, e non smetteremo di occuparci di questa vicenda fino a quando la signora Armanda non potrà riabbracciare suo figlio. Io ho parlato varie volte con la mamma di Alberto e chiaramente capisco il suo dolore e la sua difficoltà. È molto doloroso anche per me non riuscire a dare risposte nei tempi in cui vorrei darle. Io sono fiduciosa, voglio dire che considero il segnale dato dalla Presidente Delcy Rodriguez un segnale di grande valore. Quella su Trentini è stata la prima domanda d'apertura della conferenza stampa e riguarda altri detenuti italiani in Venezuela. Anche dall'ambasciatore italiano veneto Giovanni Umberto De Vito c'è massima attenzione e grande lavoro, e in una giornata che ha cambiato 1000 volte anche il meteo, prima vento gelido, poi una spruzzata di neve, pioggia e infine un raggio di sole, si continua a sperare. Ecco Nicola, ne parlavamo nell'edizione di pranzo, ci si chiedeva come mai sono stati liberati questi due prigionieri italiani. Ecco, ho parlato con una fonte molto qualificata vicina all'ambasciata di Caracas pochi minuti fa e posso spiegarlo. I due prigionieri che sono stati finora liberati hanno il doppio passaporto italo-venezuelano, quindi ovviamente non è una situazione dal punto di vista normativo comparabile a quella di Alberto, e questo è il motivo per cui queste due persone sono state scarcerate. Ma volevo chiedere, e lo ringrazio per essere con noi ancora, Alessandro Capomatta, come mai qui questa sera per portare la vicinanza alla famiglia che è chiusa in casa dal mattino? Sì, quello che si augura alla comunità del Lido di Venezia e tutte le isole della Laguna, Venezia, centro storico, è che arrivino al più presto le buone notizie. Dopo le due liberazioni che ci sono state, quello che aspettiamo appunto è una notizia che speriamo che arrivi al più presto. Ci troviamo al Lido di Venezia, proprio davanti alla casa di Alberto Trentini, in zona Sant'Antonio, e quindi qua la popolazione è tutta quanta un po' così che sta sperando in questa buona notizia. Poi c'è il pensiero anche della municipalità. Sì, esatto, anche noi siamo qui sempre presenti, siamo vicini alla famiglia, è uno di noi e speriamo che venga il prima possibile questa liberazione. Ecco, quindi Alberto, uno di noi, ha detto la municipalità, lo pensano tutti qui, tutti sono in attesa, hanno sfidato anche un clima rigido di oggi, se sei d'accordo farei vedere il servizio della collega Edi Caliman che ricapitola le tappe di questa dolorosa vicenda che speriamo si apra presto alla speranza, e ti restituisco la linea, ci sentiamo più tardi con i prossimi notiziari. Detenuto da oltre 400 giorni nel carcere di El Rodeo, vicino alla capitale del Venezuela, Caracas, i motivi dell'arresto di Alberto Trentini non sono mai stati realmente chiariti. Il cooperante umanitario 46enne del Lido di Venezia era arrivato a ottobre 2024 nel paese sudamericano per portare aiuto alla popolazione. Il 15 novembre, mentre da Caracas si spostava nel sud-ovest del Venezuela, viene fermato a un posto di blocco insieme all'autista che lo stava accompagnando. I funzionari del servizio amministrativo per l'identificazione, la migrazione e gli stranieri non spiegano le ragioni del gesto, lo prelevano e da allora è detenuto nel penitenziario nello stato di Miranda, a circa 30 km dalla capitale, imprigionato molto probabilmente solo come ostaggio politico. Il caso scoppia a gennaio 2025, la famiglia e la politica chiedono un'interrogazione parlamentare al governo per chiarire la situazione. Nel frattempo del cooperante si perdono le tracce, i contatti sono difficili. La madre, Armanda Colusso, chiede alla
alla stampa di non smettere di parlare di suo figlio, fare pressione mediatica affinché venga liberato. Iniziano i presidi, a metà gennaio la prima fiaccolata, poi il digiuno a staffetta. Dopo mesi di silenzio, Trentini ha potuto telefonare alla famiglia per la prima volta dopo più di 100 giorni di detenzione. 3 in tutto i contatti che il 46enne ha avuto con la famiglia, contatti avvenuti solo dopo pressioni diplomatiche e le visite da parte dell'ambasciatore italiano in carcere. Alberto Trentini ha voluto rassicurare sulle sue condizioni di salute. Impegno costante da parte dell'avvocata Alessandra Ballerini e quello della madre per riportarlo a casa. Ricordiamoci che fino ad agosto il nostro governo non aveva ancora avuto alcun contatto telefonico con il governo venezuelano. Fino ad agosto. E questo dimostra quanto poco si sono spesi per mio figlio. Critica alla famiglia e le associazioni che in questo tempo hanno denunciato la lentezza e la mancanza di trasparenza nella gestione del caso. Dal governo al ministro degli esteri Antonio Tajani, così come la premier Meloni, hanno riferito di essere sempre in contatto con le autorità competenti. A Venezia, città natale del cooperante, il patriarca Parolin si è espresso in 2 occasioni chiedendo la sua liberazione, la messa della salute e quella del Redentore. Voglio ricordare una persona che è privata della libertà da più di un anno, Alberto Trentini. Unanime la vicinanza del mondo politico e culturale del paese alla famiglia Trentini. Le manifestazioni per chiedere la sua liberazione sono state svolte in tutta Italia. Poco prima di Natale il presidente Mattarella ha telefonato personalmente alla madre per esprimere solidarietà e vicinanza, evidenziando la preoccupazione dello Stato italiano. Adesso l'omicidio di Mira, gli ultimi aggiornamenti. Non ho avuto modo di vederlo né di sentirlo né ieri. Dubito anche oggi, perché immagino che non sarà ancora stato autorizzato ai colloqui, se no mi avrebbe contattato. Confido di sentirlo domani e certamente lo vedrò a inizio settimana. Mentre gli investigatori continuano a cercare il complice, il vigile 40enne Riccardo Salvagno, presunto assassino di Sergiu Tarna, da Venezia è stato trasferito in un altro carcere dove con tutta probabilità parlerà nuovamente col suo legale all'inizio della prossima settimana. Intanto continuano a emergere dettagli sulla sua vita e personalità, tra chi lo definisce una persona espansiva e socievole e chi a tratti paranoica, spesso vittima di supposizioni o congetture, racconta qualcuno, arrivando a scorgere complotti anche dove non c'erano. Aveva iniziato a lavorare nella polizia locale di Venezia nel 2022, dopo la mobilità per lo scambio con un collega. Arrivava da Padova, ma durante il Covid era stato sospeso per aver scelto di non vaccinarsi. In Laguna ha lavorato per un periodo nel settore casa, ma dopo aver manifestato alcuni problemi di relazione con la struttura in cui operava è stato spostato alla centrale operativa, dove aveva iniziato a utilizzare le telecamere della control room a scopi personali. Quindi era stato trasferito. La scorsa estate è andato in crisi, assentandosi per qualche tempo, e gli è stata ritirata temporaneamente la pistola d'ordinanza. Poi il reintegro. Ho appreso oggi, ascoltando una vostra intervista al comandante della polizia locale di Venezia, cosa che io non sapevo, che il Salvagno era stato progressivamente demansionato, evidentemente per delle situazioni che erano emerse. Aspetti che l'avvocato approfondirà insieme a quelli sulla personalità di Salvagno, senza escludere, qualora si rivelasse utile, la richiesta di un'eventuale perizia psichiatrica. Sono emerse delle criticità, ecco, uso questo termine un po' generico ma volutamente, delle criticità che evidentemente anche in forza di ciò che è stato reso pubblico, cioè questa intervista del comandante della polizia locale, meritano una valutazione più approfondita, quindi anche valutazioni tecniche, specialistiche, che possono eventualmente essere utili anche nella ricostruzione di un fatto. Galletti dichiara anche che il suo cliente non avrebbe confermato di aver sparato. Ha un ricordo vaghissimo di alcune fasi di questo incontro, ha dato una sua spiegazione, ha, ripeto, ricostruito la vicenda per come in questo momento lui di cui per questo momento ha un ricordo. È ovvio che mi appoggerò o riterrò necessario individuare un tecnico, un consulente a cui affidare una serie di quesiti
funzionali eventualmente ad una successiva poi valutazione peritale nel contraddittorio ovviamente con la procura. 5 giorni prima di premere il grilletto nel pomeriggio di Natale, Salvagno tempestava il cellulare di Tarna con messaggi minatori: preparati, ti darò la caccia. La notte seguente i due si erano affrontati in strada. I carabinieri hanno ricostruito giorni interi di litigi e insulti tra i due. E dietro al delitto potrebbe esserci anche altro, come il video compromettente in cui si vede Salvagno assieme a una cubista in un nightclub. Al momento l'accusa è di omicidio in concorso con un complice. Intanto la mamma Anastasia su Facebook chiede la verità ma anche rispetto per la figura di suo figlio. Dall'omicidio di Mira al tentato femminicidio di Cortina, con la 52enne che è ricoverata al San Martino di Belluno, fortunatamente condizioni che non sono gravi, ed è uno shock però per Cortina, perché è successo a Cortina dove l'ex marito l'ha accoltellata. Anna Rita De Zordo sta bene dal punto di vista medico. Le ferite d'arma da taglio al collo e al dorso guariranno in qualche decina di giorni. Clinicamente la ripresa è attesa. Emotivamente il percorso sarà tutto da affrontare. De Zordo, 51 anni, è la prima vittima nota di violenza domestica da inizio anno in provincia di Belluno. La donna è stata ferita dal coltello impugnato dall'ex marito Andrea Curtolo, 52 anni, e il gravissimo episodio è accaduto nell'appartamento in cui la 51enne vive nella zona di Cademaia, Cortina d'Ampezzo. La violenta aggressione ha rischiato di finire in tragedia. Andrea Curtolo ha colpito l'ex moglie con diversi fendenti che fortunatamente non hanno raggiunto organi vitali. L'allarme è scattato immediatamente. Sanitari del SUEM e carabinieri si sono precipitati per soccorrere la donna, che una volta stabilizzata è stata trasferita in elicottero nel reparto di chirurgia del San Martino di Belluno. Dopo l'aggressione, Andrea Curtolo si è presentato spontaneamente in caserma e nelle scorse ore, al termine degli accertamenti, è stato arrestato per tentato femminicidio, fattispecie di reato prevista dalle nuove norme sul femminicidio introdotte nel codice penale. Per la provincia di Belluno si tratta a tutti gli effetti del primo caso in cui viene applicata la nuova norma. La Procura di Belluno fa sapere in una nota che il pubblico ministero assegnatario del procedimento ha già formulato richiesta al GIP di convalida dell'arresto, poiché è eseguito in quasi flagranza di reato, e di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dell'indagato. A supporto probatorio le risultanze delle indagini finora svolte dai carabinieri della compagnia di Cortina con i militari del reparto operativo del comando provinciale di Belluno, dalle quali emerge che la condotta del 52enne presumibilmente può essere ricondotta alla manifestazione di una volontà di dominio sulla donna e di limitazione delle sue libertà individuali, legate al rifiuto della vittima di mantenere il rapporto affettivo con l'ex coniuge. L'inchiesta giudiziaria si annuncia complessa. La Procura ha disposto ulteriori accertamenti anche con l'ausilio di un medico legale. Un caso che continua a far discutere. Siamo a Vicenza, la cosiddetta badante killer Paola Pettinà. Oggi si è aperto il processo in Corte d'Assise a Vicenza. Giustizia per le persone che sono state colpite, le famiglie, soprattutto che hanno perso i loro genitori, i loro papà, le loro mamme, quello sì. È questo che chiedono alcuni dei parenti delle vittime presenti in aula all'udienza in Corte d'Assise nel processo contro Paola Pettinà, la falsa badante di Sandrigo, accusata di 2 omicidi, 3 tentati e lesioni gravi a 4 anziani che avrebbe dovuto accudire. La donna 47enne non era presente in aula, è rimasta infatti nel carcere di Montorio, dove è detenuta da oltre un anno. Il suo legale ha visto rigettato ancora una volta la richiesta di rito abbreviato che avrebbe consentito la riduzione di pena di 1/3. La donna rischia ora l'ergastolo per aver somministrato farmaci e soprattutto benzodiazepine che hanno portato alla morte e gravi intossicazioni. Il rammarico di alcuni familiari delle vittime che, sospettando qualcosa, avevano cercato di fare chiarezza. Io avevo questi sospetti, una volta avevo chiamato i carabinieri di 2 ville e ho chiesto: ma io posso mettere delle telecamere in casa per registrare quando non ci siamo cosa fa la mamma? E loro mi hanno risposto: no signora, c'è una legge sulla privacy, deve mettere comunque un cartello con scritto locali videosorvegliati. E ho detto: vabbè, ma allora se io metto sto cartello e avviso chi c'è dentro che è controllata, è ovvio che non fa più niente.
L'udienza di oggi è servita soprattutto per calendarizzare i prossimi appuntamenti dedicati all'istruttoria che si profila tutto sommato snella nonostante la mole di perizie e testimonianze che andranno acquisite. C'è stata l'acquisizione con il consenso delle parti di tutti gli atti di indagine preliminari, quindi la Corte si riunirà molto probabilmente nelle prossime settimane per analizzare tutto il compendio probatorio, oggetto di indagini molto approfondite della Procura, e quindi sarà molto snella l'istruttoria dibattimentale. Appuntamento il 26 gennaio con la deposizione del luogotenente contessa della Polizia Giudiziaria, colui che ha seguito le indagini fin dall'inizio. L'imputata sarà sentita invece dopo l'udienza del 10 aprile. Cruciale sarà accertare un elemento essenziale. Se le somministrazioni di queste sostanze benefiche, benzodiazepine, hanno cagionato o meno la morte, le lesioni o il tentato omicidio che sono contestati nel capo di imputazione, e quindi il nodo gordiano, come lo ha definito il pubblico ministero, è proprio l'audizione dei consulenti che sono stati nominati dal GIP in fase di indagine preliminari e che hanno dato poi vita a questa perizia assunta in incidente probatorio per dimostrare l'esistenza del nesso di causalità e quindi una responsabilità per le fattispecie di reato contestate all'imputata. A Verona adesso, dove c'è stata una tragedia sfiorata questa mattina, poco prima delle 6 in piazza Bra, dove un autobus della linea 52 di ATV, l'azienda di trasporti Verona, come vedete in queste immagini impressionanti, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo e si è schiantato contro il plateatico di un bar, in quel momento fortunatamente chiuso. A bordo del bus c'era una decina di passeggeri, nessuno dei quali è rimasto ferito, illeso anche l'autista. Sul posto gli agenti della polizia locale, autista che è risultato negativo all'alcol test, e da un primo esame di sistemi di videosorveglianza è emerso che non stava usando il telefono, quindi c'è da capire cosa ha portato a questa uscita di strada. Ingenti ovviamente i danni causati alla struttura del locale, noto e frequentato a Verona da tantissimi clienti. Dalla cronaca a uno dei grandi problemi del Veneto e non solo, quello della casa, con il presidente del Veneto Stefani che lancia proprio il piano Generazione Casa. Oggi oltre 8.800 immobili sono sfitti perché necessitano di manutenzione, di riqualificazione e di rigenerazione. Per affrontare questa sfida, anche questa iniziativa può aiutare a rendere il patrimonio immobiliare sostenibile e soprattutto ad aprire questa forma di social housing che può portare dei grandi benefici al nostro territorio. Dare un'abitazione a chi lavora ma non può permettersi affitti sul mercato privato e non rientra nelle graduatorie dell'edilizia pubblica. Con questo obiettivo e con quello parallelo di recuperare le risorse per mettere mano agli alloggi popolari sfitti, il presidente del Veneto Alberto Stefani ha presentato Generazione Casa, il piano regionale che si prefigge di trasformare l'emergenza abitativa in un'opportunità di sviluppo. 50 milioni di euro già destinati in una prima fase dalla Giunta al tema casa. Generazione Casa è un'iniziativa di modifica della legge 39 sulla residenzialità pubblica, sull'edilizia pubblica del nostro territorio, che vuole permettere di sbloccare il social housing e quindi garantire a determinate categorie di persone che oggi non possono accedere a un immobile pubblico la possibilità di poterne fare parte e soprattutto di rendere tutto questo sostenibile. Parliamo di giovani, parliamo magari anche di soggetti più adulti ma che si prendono cura di un familiare, oppure possiamo pensare a determinate categorie di lavoratori. Non solo una scelta di equità, dice Stefani, ma anche una leva di sostenibilità per le ATER che contribuirà al processo di manutenzione del patrimonio abitativo e di recupero di quello esistente e abbandonato, così da invertire un trend doppiamente negativo, quello che vede l'aumento degli alloggi vuoti da una parte e della dipendenza da contributi regionali e statali di molti soggetti dall'altra. Per istituire il piano, ha già annunciato il presidente della regione, occorrerà svincolare una parte degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a oggi inutilizzati per dedicarla a specifiche categorie di veneti, attivando, ribadisce, una nuova forma di social housing. Altro grande tema, la sanità. Parliamo del test di medicina sul quale però pende o potrebbe pendere un ricorso collettivo. Sentite.
Uscite le graduatorie, aperte le immatricolazioni, ma anche pronti ricorsi al TAR per le 30.000 aspiranti matricole di medicina bocciate in tutta Italia. All'Università di Padova sono 713 gli studenti pronti a immatricolarsi, studenti che hanno superato tutti e 3 i test e che si portano dietro il debito in una delle 3 materie, fisica, biologia o chimica, ma in Italia già 3.000 persone sono intenzionate a presentare ricorso, sostenuti dalla Consulta Nazionale degli Studenti Universitari. Diversi problemi riscontrati, spiega Matteo Greggio dell'Udu di Padova, che punta il dito anche contro la didattica. Abbiamo avuto un semestre filtro che ha rovinato la didattica, con atenei che facevano metà lezioni in presenza, metà lezioni a distanza, università che facevano quasi tutto a distanza, università che facevano quasi tutto in presenza. E poi il problema di fisica, come dice la ministra, non è un problema di fisica ma un problema che l'insegnamento è stato gestito malissimo. Solo 2 appelli per sostenere un test così difficile, resta un numero iniquo, sottolinea ancora Matteo Greggio. Ci sono stati anche casi in cui non c'era corrispondenza tra quello che veniva spiegato in aula e poi i contenuti dell'esame. E poi un altro tema è che appunto per sostenere questo esame c'erano 2 possibilità, a fronte degli appelli diciamo normali nelle università, che sono sempre più di 2. Per gli studenti bocciati dal 28 gennaio sarà possibile l'iscrizione a corsi affini a medicina. Nel frattempo la Consulta Nazionale è al lavoro per una modifica dell'avvio della carriera dei futuri medici. Noi vogliamo puntare a un obiettivo sul lungo periodo, che è quello di un'apertura di medicina, un'apertura reale e concreta, che permetta a tutti gli studenti le stesse possibilità di affrontare questo percorso. Per questo ovviamente ci vogliono molti investimenti sulla sanità e sull'istruzione. È tutto per questa edizione del TG del Veneto, grazie per averci seguito, arrivederci.